Eder, Mech, Pallister. Io spero che tutto questo dia una parola fine. Aspettiamo queste risposte veramente con molto dolore comunque. Quello che ho visto oggi, guarda, è una cosa che non auguro a nessuno, veramente un dolore, pensare che la donna in cui hai vissuto 32 anni insieme è lì. Adesso scusate, mi c'ho il cuore, devo tenermi su qualche... Così. Domani sono 26 mesi che Liliana non c'è più e ancora adesso non abbiamo risposte e mi domando perché. Io spero che dopo lasceremo in pace Liliana, poi quello che ha lasciato casa, tutti questi piccoli segnali che dopo... Ho fatto notare che tu 1000 volte hai detto che Liliana si è suicidata, ma le TV sembrano non sentire da questo orecchio. Allora adesso tu pensi che si sia suicidata o no? Lo possiamo dire esplicitamente? Sì, assolutamente. Io penso che lei sia morta il giorno 14. Dopo il perché, il per come, piano piano cercheremo di capirlo. Io penso che le cose i segnali che abbiamo trovato con gli inquirenti a casa, tutte queste cose ci portano a pensare questo. La fede che dopo è stata trovata, i documenti, i telefonini, queste cose gli inquirenti hanno... Ma dalle foto di Liliana si vede che è stata picchiata, addirittura Sterpina ha detto sembra picchiata da un pugile. Vedremo, dai, adesso, perché guarda, io ho pensato molto a questo, ho detto ma una donna come Liliana, buona, dolce, gentile, che aiutava delle persone, così non può essersi, qualcuno non può avergli fatto del male assolutamente. Io spero di avere queste risposte, spero proprio. Ma Sebastiano, tutte le risultanze emerse negli ultimi tempi non sembrano compatibili con un suicidio. Ma non siamo qua per parlare di questo, non siamo qua per parlare di questo, parleremo quando tutto sarà finito. Adesso aspettiamo gli eventi, adesso sono fisicamente veramente dilaniato e ho anche paura così dentro di me c'ho questa... Sono spaventato, sono devastato, guarda, veramente, guarda, cioè il corpo di Liliana, capisci? Cosa è rimasto di lei, poverina? Veramente, guarda. Niente, adesso vi saluto. Avete visto anche voi con i vostri occhi quello che è successo. E dai, continuerò quello che ho sempre fatto. Andrò alle trasmissioni. Chi vorrà, basta che me lo chieda, io andrò da tutte le parti. Se fino a prima avevo qualche così, piano piano andrò da tutti, voglio la verità. Ieri ho chiamato la Sciarelli, le ho detto che andrò un po' da tutti andrò, anche da lei. E vedremo, dai, vedremo. Per me non è passato un giorno da quando lei non c'è più, se vogliamo, in questo senso. Cioè, io la sento sempre ancora accanto, punto e basta. E spero, le chiedo scusa per il vitipendio che subirà, ma le ho detto che è indispensabile per ricercare la verità vera, motivo per cui stringeremo i denti solo al pensiero, ma se è indispensabile, indispensabile. Sebastiano finalmente ha gettato la maschera e ha detto esplicitamente che pensa al suicidio. Bravo, ha ragione. Ha ragione, allora io spero che venga dimostrato che ha torto, perché non può essere escluso. Sebastiano ha cambiato versione in questi ultimi 2 anni decine, per non dire centinaia di volte. Adesso si vede, siccome deve avere un qualcuno che lo consiglia di cosa fare, cosa dire, come comportarsi, è tornato fuori col suicidio, che è impossibile e impensabile. Allora, se si è suicidata, cerchi di spiegarci quando. Se si è suicidata il giorno 14, dove è rimasta per 20 e più giorni? Se lei era lì dove l'hanno trovata per 2 giorni o 3, veniva rovinata dai cinghiali. Da quando si parla di un'autopsia, Sebastiano sembra sempre molto preoccupato. Oggi addirittura ha detto che ha paura. E appunto, allora bisogna chiederlo di che cosa è spaventato.
Cos'è che lo spaventa? Domanda. Noi, io, il fratello, la cugina, tutti gli amici più cari, speriamo con questo gesto, purtroppo lo abbiamo già detto, che possa emergere la verità vera del come Lily è morta, del quando anche soprattutto è morta, perché se è successo il 14, come tutti noi pensiamo, dove era tutti questi giorni? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.